Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua. In questo nuovo video, il video del recap della situazione nella zona retrocessione che fortunatamente, nonostante la nostra sconfitta, non ci ha visto crollare. Perché? Questo perché quasi tutte, giusto il Lecce, hanno perso. E questa cosa non è che è importante, è vitale, letteralmente. Una sconfitta che possiamo accettare, la nostra, possiamo accettare specialmente per i risultati delle altre, ma che dobbiamo cercare di evitare da qui nelle prossime partite. Sarà inevitabile che qualche altra partita sicuramente la perderemo, però cerchiamo di tamponare i danni quanto più possibile. Quindi io direi di andare a vedere quelle che sono state le altre partite e cominciamo subito con Empoli-Bologna, partita che non mi aveva messo più di tanta preoccupazione perché pensavo che il Bologna avrebbe vinto in maniera molto più agevole e tranquilla, invece così non è stato, con un Bologna che in realtà va a vincere ad Empoli praticamente all'ultimo minuto, se non mi sbaglio, e infatti al 94esimo. Va bene, a noi va benissimo così, va veramente benissimo così. Empoli che alla luce della classifica quindi rimane 17esimo con 25 punti e un punto di distacco da noi, un punto sopra il Frosinone. Eh, bene, bene, perché comunque nel... Tra l'altro l'Empoli la prossima con l'Inter, attenzione, 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 attenzione. Dopo parliamo dei calcoli, dei presunti calcoli. Poi abbiamo Udinese-Torino. Udinese-Torino, vince il Torino 2-0 e anche qui, per come la vedo io, risultato ampiamente pronosticabile. Un Torino che comunque la maggior parte delle volte non prende gol. L'Udinese ha un po' arrestato quello che era un periodo, diciamo, positivo. Io non so com'è andata la partita perché non l'ho vista, però non penso che l'Udinese abbia creato troppi problemi al Torino. E Torino che, vabbè, sta a 41 punti, può magari puntare alla conference, però sinceramente la vedo difficile. Tanto perché un posto solo per l'Europa League? Non dovrebbero essere due e la settima va in conference? Boh, non lo so, cose che riguardano l'alta classifica di cui io non so assolutamente nulla. Comunque, l'Udinese rimane a 27 punti, quindi è a una distanza da noi e va bene così. Va bene che non si sia allontanato più di tanto perché al primo passo falso possiamo cercare di ributtarla in mezzo alla lotta più sporca, anche se alla fine tutte, tolta la Salernitana che ormai è retrocessa, cioè è inutile girarci intorno, eh, dal Sassuolo fino al Lecce c'è comunque uno scarto di 5 punti e nessuna può considerarsi salva. Né il Lecce e ovviamente né tantomeno il Sassuolo che attualmente è al penultimo posto. Quindi bella lotta. Lecce, il Lecce di Gotti che è appena arrivato, che espugna la Reghi di Salerno per un gol, tra l'altro nemmeno un gol loro, ma un autogol. Anche qui io la partita non l'ho vista e quindi faccio fatica a dare un commento su quello che c'è stato, però è un risultato che non mi sorprende per niente, conferma le idee che io avevo sulla Salernitana, ovvero che con noi fosse arrivata la pietra tombale sul loro campionato e vabbè, ormai loro sono retrocessi. Il Lecce invece, come abbiamo visto, si porta a 28 punti. L'unica squadra delle zone basse di classifica, come vediamo qui, che ha vinto e quindi da
Questa zona qui ha fatto un balzo in avanti per arrivare a 28 punti, però, come ho già detto prima, guai a sentirsi salvi perché qui nessuno è ancora salvo, purtroppo o per fortuna. Però comunque questo è un risultato che può fare morale a Lecce, anche se la prossima partita sarà molto molto difficile. Poi abbiamo il Frosinone che all'inizio si ritrova a vincere contro la Lazio sfruttando il loro momento negativo e la Lazio fortunatamente non ripete lo stesso copione dell'Udinese, quindi va a vincere grazie anche a una doppietta del Tati Castellanos e a noi va benissimo così. Va benissimo così il Frosinone che è veramente in caduta libera. Eh, non so qui tra tutte qual è la squadra che è messa peggio, probabilmente Frosinone e Salernitana stanno a pari merito perché il momento di forma per tutte e due è veramente imbarazzante. Tra l'altro Frosinone è la peggior difesa del campionato, più della Salernitana, per carità gli dividono un gol, però il Frosinone ha la peggior difesa di questo campionato. E anche qui, cioè a noi va benissimo così. Se il Frosinone continua così, per noi problemi non ce ne sono. Perché idem con patate per il Sassuolo, che problema c'è? Va bene. Va bene, anche se bisogna fare alcuni calcoli per le prossime partite. Visto che l'ho citato, parliamo del Sassuolo che perde soltanto 1-0 contro la Roma, gol di Pellegrini. Ed anche qui io non so come abbia giocato il Sassuolo. La Roma comunque viene da un momento di forma strepitoso e molto probabilmente non sarà anche la partita, tra virgolette, più negativa della Roma in questa era di De Rossi per il momento. Non lo so, però quello che conta è il risultato. La Roma ha vinto 1-0 e a noi va benissimo perché il Sassuolo rimane qui fermo a 23. E così deve essere. E così dobbiamo cercare di farlo rimanere il più possibile. Sta registrando? Si sta registrando. Dobbiamo cercare di farlo rimanere così il più possibile. Perché dobbiamo cercare di creare uno scarto di punti che sia il più largo possibile. Decisamente. E poi c'è Hellas Milan. Hellas Milan è una partita che a me un po' preoccupava. Ero abbastanza sicuro della vittoria del Milan. Però, conoscendo lo stato di forma dell'Hellas, che era praticamente lo stesso del Cagliari, perché venivamo tutti e due da due vittorie di fila, anche se il Verona da due vittorie per 1-0 e noi sì una con 1-0, ma anche una vittoria molto più ampia anche in termini di gol fatti, avevo paura che loro potessero sfruttare il nostro momento negativo e la nostra caduta, perché comunque loro venivano a giocare la partita con tutti i risultati praticamente già acquisiti. E poteva essere un enorme vantaggio per loro, però fortunatamente il Milan ha fatto la partita che doveva fare, è andato a vincere e a convincere molto probabilmente contro il Verona e ha lasciato le carte in tavola così come sono, lasciando gli scaligeri a pari punti con noi. Quindi ci troviamo tutti e due a 26 e la prossima partita, guarda caso, quale sarà? Ve lo faccio vedere qui che tra l'altro non ho zoomato. La prossima partita è ovviamente Cagliari-Verona. Partita fondamentale. Fondamentale. Perché chi vincerà tra le due prenderà un leggero stacco dall'altra. Leggero manco più di tanto perché stiamo a parlare di 3 punti. E io di una cosa sono sicuro. Nessuna delle due squadre pareggerà. Cioè, nel senso, nessuna delle due squadre vorrà pareggiare. Vorranno tutte e due vincere. È inevitabile, perché è uno scontro diretto vitale questo. Veramente vitale. Proprio siamo arrivati poi a 26 punti con lo stesso esatto numero di risultati. 6 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte. La vincente andrebbe poi a 29 punti, quindi a superare il Lecce. Lecce che molto probabilmente potrebbe non vincere perché sebbene giochi in casa, giocherà contro la Roma.
La Roma comunque è in forma e non faccio fatica sinceramente a definirla la squadra più in forma del campionato al momento, perché De Rossi ha veramente dato l'infa vitale alla Roma. Tra l'altro qui nero assoluto, vabbè. Quindi non mi aspetto che Lecce non faccia punti la prossima partita e che quindi rimanga a 28. Udinese-Sassuolo è una partita problematica perché nessuna delle due dovrebbe fare punti, per come la vedo io. Però sarà inevitabile perché potrebbero farli tutti e due o potrebbe farlo solo una delle due squadre. E sinceramente non so chi sperare sulla squadra che faccia punti. La partita sarà Sassuolo-Udinese, quindi il Sassuolo giocherà in casa, Sassuolo che ha 23 e Udinese che ha 27. Io personalmente auspico un pareggio che porti l'Udinese a 28 e che quindi non si stacchi troppo, e idem con patate per il Sassuolo che non si stacchi troppo. Quindi secondo me un bel pareggiotto ci sta, ma dubito che l'Udinese voglia pareggiare questa partita. Quindi sarà problematica, sarà molto problematica, però io vi ripeto, se finisce in pareggio non mi schifo. Poi che altro abbiamo? Empoli-Inter, manco a dillo. Penso sia abbastanza palese. Sì, ah no, l'Empoli non gioca in casa, attenzione. Inter-Empoli, l'ho scritto bene? Sì, l'avevo scritto bene. Inter-Empoli, vabbè. Vabbè, cioè, non c'è bisogno che io dica niente. Poi Frosinone-Genoa, anzi, Genoa-Frosinone, anche qui il Frosinone giocherà in trasferta contro il Genoa, che comunque è una squadra nettamente superiore al Bologna, e quindi mi aspetto anche qui che il Frosinone possa toppare. Ovviamente del Sassuolo non abbiamo parlato, e la Salernitana si andrà a scontrare, secondo me, contro il Bologna, perdendo, ovviamente. Questo è un turno importante. Perché è un turno importante? Perché quello scorso, nonostante abbiamo perso, tutte le altre squadre hanno perso, e la Salernitana ha perso in casa con Lecce, che Lecce è l'unica squadra che ha vinto del gruppo retrocessione. Il Sassuolo ha perso in trasferta col Bologna. Il Frosinone ha perso in casa, l'Empoli ha perso in casa, il Verona ha perso in casa e l'Udinese ha perso in casa. Quindi questo cosa implica? Che le prossime partite l'Udinese è in trasferta, il Verona è in trasferta, l'Empoli è in trasferta, il Frosinone è in trasferta e il Sassuolo è l'unica che gioca in casa, perché anche la Salernitana gioca in trasferta. Noi saremo l'unica, insieme al Sassuolo, che giocherà in casa, e l'unica probabilmente che potrebbe continuare lo stato di forma precedente, perché la partita col Monza forse ha un po', come posso dire, un po' allentato gli animi. Noi con questa vittoria, con una vittoria, potremmo continuare il periodo d'oro che stavamo iniziando. Giochiamo in casa contro una diretta concorrente. Tutte le altre giocano in trasferta. E fatemi guardare anche un po' il calendario. Noi giocheremo con il risultato già acquisito del Frosinone e della Salernitana, con un occhio in contemporanea a quello che faranno Sassuolo e Udinese. Tra l'altro scelta anche abbastanza logica di far giocare le due partite dello scontro salvezza con tutte e quattro le squadre che si lottano la permanenza in Serie A allo stesso orario. Io sono un amante della contemporaneità, devo essere sincero. So che molti non la pensano come me, ma io sono un amante, per esempio, della diretta gol. Mi piace proprio. Ovviamente mi guarderò assolutamente solo Kairi Hellas e mi lascerò magari Sassuolo Udinese come sul tablet per vedermela e buttarci un occhio. E poi ci sarà anche Lecce Roma alle 6. Ripeto, secondo me la Roma vincerà tranquillamente. E poi tutto dipenderà anche se lavoro o meno, perché molto probabilmente, sicuramente lavorerò,
quel giorno e bisognerà vedere se farò il turno di mattina e quindi mi potrò vedere le partite, oppure se farò pomeriggio, Sassuolo-Udinese ovviamente non me la guarderò e mi proverò a guardarmi soltanto Cagliari-Verona. Comunque questa è la situazione al momento. Questa è la situazione. Tra l'altro devo avercelo ancora salvato, vediamo. Allora, ho toppato i pronostici, quelli che avevo fatto. Tra l'altro ve lo faccio vedere così al volo e poi chiudiamo il video. Perché avevo detto che Lecce e Salernitana avrebbero pareggiato e non l'ho preso. Ho detto che noi avremmo pareggiato e non l'ho preso. Ho detto che l'Udinese avrebbe pareggiato e non l'ho preso. Però ho azzeccato la sconfitta del Frosinone, la sconfitta dell'Empoli, la sconfitta del Sassuolo e la sconfitta dell'Hellas. Quindi le sconfitte le ho prese tutte, i pareggi manco uno. Quindi bene, bene ma non benissimo come si suol dire. Comunque, detto questo ragazzi il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!